tutte le nostre liste abbiamo operato un rinnovamento. Ci sono tutti ragazzi e ragazze giovani e, come potete vedere, tra quelli magliette anche quelli senza, insomma, e siamo veramente orgogliosi di questo, perché abbiamo davvero in questa campagna elettorale messo in atto tutto quello che SEL ci insegna. Mi fermo qui perché voglio assolutamente ascoltiate il nostro leader, per cui lascio la parola a Nichi Vendola. Giornata molto bella, quasi estiva, e tuttavia è difficile non percepire le nuvole nere che stanno ingombrando il cielo di tutta Europa. La disoccupazione di massa, che sta crescendo al netto della Germania, sta crescendo in tutti i paesi dell'Unione Europea. Questa miscela esplosiva si è già vista nel corso del Novecento. Credo che in Italia non ci sia una precisa consapevolezza di quale sia l'origine, la radice dello smarrimento che viviamo. Lo smarrimento, fatemelo dire così, è nel fatto che una parola ha cambiato improvvisamente di significato. La parola futuro. La parola futuro appare alla stregua delle sabbie mobili. È un luogo nel quale ci si muoverà molto senza riuscire né a fare un passo indietro né a fare un passo in avanti. Compagni e compagni, amici e amiche, in fondo quei nostri padri costituenti che avevano scritto quell'articolo 1 della Costituzione non avevano fatto una scultura retorica: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Semplicemente ricordavano bene che il fascismo era stato armato contro l'avanzata del movimento dei lavoratori, che il fascismo era nato come presidio del latifondo nel sud insieme alla mafia e le squadracce nere, e nel nord era nato come presidio degli interessi padronali della grande industria, e che quindi la lotta contro il lavoro che guadagna un vocabolario, che impara le parole della propria speranza e della propria dignità, no? Quando la povera gente capisce che è povera gente non perché l'ha voluto il Dio, non per un oscuro disegno del cielo, non per un fatto meteorologico, ma è povera gente perché ci sono rapporti sociali, rapporti di classe che determinano questa frattura, no? Tra chi ha e chi non ha, la frattura tra chi ha e chi non ha, la frattura tra chi sa e chi non sa. Hanno cancellato la Grecia dai telegiornali, vi siete accorti? Perché si vergognano a raccontare la verità. Spendete 100 miliardi di euro. 100 miliardi di euro, se sono spalmati sull'intera popolazione, sono economia. La gente, diciamo così, si compra un paio di scarpe in più, va in pizzeria, forse fa un giorno di vacanze. 100 miliardi di euro che invece finiscono nelle tasche di 10 famiglie, di 20 famiglie, non sono più economia, sono rendita. Perché l'economia la fa il lavoro, la fa la dignità, il valore sociale del lavoro. Quando ero bambino ho chiesto, quando mi sono iscritto, ero quasi poco più che bambino, 40 anni fa, ho chiesto a un vecchio bracciante che si chiamava Peppino Di Gioia, era il più vecchio tra i braccianti nella sezione del Partito Comunista del paese mio, gli ho chiesto: Peppino, perché il 1° maggio al corteo voi braccianti vi vestite tutti così eleganti? Ero rimasto molto colpito per questo fatto. E lui mi disse: noi che siamo povera gente abbiamo un solo abito buono, quello con cui ci sposiamo e quello con cui andiamo al corteo del 1° maggio, ed è lo stesso che ci portiamo nella bara quando moriamo. Dico: e perché? Perché ci vogliono rappresentare come straccioni, ma noi invece siamo gente che lottiamo e abbiamo decoro e vogliamo far vincere il decoro.
le rivoluzioni sociali che ci hanno fatto capire che la libertà di un individuo è autentica quando questo individuo è libero dalla miseria. Hanno salvato le banche, ora le banche salveranno le piccole imprese, salveranno le famiglie, e invece siamo ogni giorno a questo stillicidio di suicidi, di imprenditori e di lavoratori, perché le banche con i soldi della Banca Centrale Europea hanno fatto le ricapitalizzazioni, hanno pensato ai loro affari e si guardano bene dall'offrire un servizio sociale con soldi che non sono i loro, ma sono i nostri, perché sono state salvate con i bilanci degli stati, capite? Allora ecco, dire questo per me non è dire una volgarità demagogica contro le banche, è semplicemente non togliermi la coppola davanti ai padroni moderni. Io spero che qui da Mira e da tutta Italia possa venire, insieme a un consenso largo per il centro-sinistra, possa venire la forza di insegnare da capo alla nostra gente come si fa a esercitare libertà intellettuale, libertà morale per immaginare un mondo migliore. Noi ci aspettiamo una risposta positiva dall'elettorato, che nella frammentazione delle liste che abbiamo visto anche qui per il comune di Mira non dà chiarezza, non dà idee che abbiano una prospettiva, ma dobbiamo anche essere consapevoli che però dobbiamo consegnare ai più giovani un'idea di futuro. Ed è questo che anche a livello locale la politica deve fare. Io penso che noi abbiamo queste idee e sicuramente ce la faremo. Grazie.